Siamo con Federico Della Puppa, il realizzatore della ricerca per la società Teorema. Allora, sappiamo che il Veneto è una delle regioni col suolo più consumato, però ci sono delle strategie per, da qui ai prossimi 30 anni, fare del bene all'economia, all'ambiente e anche alle tasche dei cittadini. Come? Diciamo che oggi intervenire, in qualche modo investire sul mattone, diventa una cosa diversa rispetto al passato. Oggi vuol dire mettere mano a ciò che è già stato costruito, con una logica, come si dice in gergo, win-win, dove vincono tutti. Vincono tutti perché grazie alla potenzialità della rigenerazione energetica, soprattutto degli edifici, noi possiamo liberare risorse e con quelle realizzare i lavori, pagare proprio i lavori e mettere in campo un'azione che riqualifica il patrimonio, rigenera in qualche modo non solo energeticamente ma lo riqualifica anche dal punto di vista diciamo estetico, e quindi apportando miglioramenti anche dal punto di vista paesaggistico in una regione che è la prima regione in Italia per turismo. Oggi il Veneto è una regione che in qualche modo, tra virgolette, deve vendersi sui mercati internazionali e si vende molto bene già oggi grazie alle potenzialità del suo paesaggio, dei suoi prodotti, della bellezza della natura che ha. Ma a questo possiamo oggi associare una riqualificazione urbana ed edilizia che possa portare dei miglioramenti, un benessere diciamo non solo quindi a chi viene a visitare questo territorio, ma che il territorio lo abita. Siamo ricchi di case vecchie, siamo ricchi di case energivore, abbiamo il 50% del patrimonio che è stato costruito in 30 anni nel dopoguerra ed è stato costruito in fretta e molto spesso anche un po' male. Oggi dobbiamo mettere mano a quel patrimonio, soprattutto ai patrimoni condominiali, quindi la sfida è molto importante e rilevante perché sulla casa singola è più facile intervenire, sceglie solo la famiglia, mentre in un condominio bisogna mettere d'accordo più soggetti. Ma oggi gli strumenti finanziari e anche le soluzioni tecnologiche anche per i condomini ci sono e lì si gioca la vera partita dell'edilizia del futuro. Voi avete presentato una mole di dati incredibile che dovrebbero in qualche modo convincere la Regione che è sulla strada giusta, perché sta approvando proprio in queste ore, sta iniziando la discussione su delle leggi importanti sul consumo del suolo e la riqualificazione energetica. Ma ci sono dei numeri importantissimi, nel senso che solo la ristrutturazione, la rimessa a nuovo di palazzi vecchi e la sistemazione energetica potrebbe dare grandi numeri di posti di lavoro, grandi investimenti, quindi giro d'affari per un settore che è in crisi da molti anni e soprattutto un risparmio energetico forte sia per le famiglie che per l'ambiente, in numeri importanti. Sì, il mercato delle costruzioni in Veneto prima della crisi, fino al 2007-2008, valeva circa 16 miliardi di euro l'anno, oggi ne vale 11,5-12 miliardi. Ha perso il 25% di quote di mercato, ma alcuni settori come la nuova costruzione ha perso il 50%. Prima della crisi il nuovo valeva il 60-70% complessivamente del mercato, oggi si sono invertite le percentuali. Oggi la riqualificazione e il rinnovo è, diciamo, è il mercato di riferimento e in questo mercato si potrebbe incrementare con almeno 1-2 miliardi all'anno di investimenti se si facesse una politica attiva e propositiva rispetto a questi lavori da realizzare, quindi lavori di riqualificazione strutturale anche in senso antisismico e di rigenerazione energetica degli edifici. Nell'arco di 10-20 anni si potrebbe mettere mano a tutto il patrimonio oggi fortemente energivoro e questo potrebbe creare non solo condizioni economiche positive e anche un miglior benessere per chi abita quelle abitazioni, ma soprattutto incrementare di almeno un 11-15% i posti di lavoro del settore. Questo significherebbe non ritornare ai tempi del boom, ma dare un contributo significativo alla ripresa di questo settore, una ripresa non più basata sul consumo di suolo e sulla speculazione edilizia, ma sulla vera essenza di quello che è il benessere e la qualità della vita di cui tutti abbiamo bisogno. E tutto questo facendo del bene anche alle tasche, perché da quello che voi avete rappresentato, se una persona oggi decide di investire nel risparmio energetico di casa sua, tra 30 anni si trova certamente più ricco che investire sulle azioni di certe banche.
Beh, questo assolutamente sì. Diciamo che investire 50.000 euro nella propria abitazione per diciamo, un intervento consistente dal punto di vista di ristrutturazione e di riqualificazione energetica totale permette di ridurre la propria bolletta dai 3.000 euro all'anno medi che ogni famiglia in Veneto paga ogni anno tra gas e energia elettrica, ridurla almeno dell'80-85%. Si può arrivare anche al 90-95%, però anche rimanendo prudenziali. Diciamo che una famiglia si troverebbe ad avere 2.500 euro all'anno di risparmio in bolletta. Sono soldi che nell'arco di una decina d'anni permetterebbero di ripagare metà dell'investimento e l'altra metà sarebbe ripagata da defiscalizzazioni nazionali. Quindi in 10 anni questi interventi si pagano da soli. Tutto il resto negli anni successivi è risparmio puro. Se proiettiamo 30 anni questo risparmio dal punto di vista finanziario, investire oggi nella propria casa, mettere i soldi nei propri mattoni riqualificati vale 4 volte un investimento finanziario duraturo sui 30 anni, tipo i BTP. Allora, la questione è dove vogliamo oggi investire? Proviamo a fare gli speculatori prestando i soldi alle banche che poi si rivelano per quello che sono, cioè soggetti non molto affidabili purtroppo negli ultimi anni, oppure su prodotti finanziari non particolarmente diciamo sicuri, oppure investire nella nostra casa, che è la cosa più sicura che abbiamo. Ecco, investire nella nostra casa vale 4 volte, ci rende 4 volte un prodotto finanziario sicuro a livello finanziario. A questo punto credo che la risposta sia assolutamente inequivocabile. Mettiamo i soldi nei nostri mattoni, riqualifichiamo i nostri mattoni e tutta l'edilizia, tutta l'economia ne trarrà beneficio, oltre che le nostre tasche, soprattutto un domani quando rivenderemo quelle nostre abitazioni, se le vorremo rivendere, perché varranno di più sul mercato, un 15-20% in più di valore sul mercato.